Buongiorno Sindaco, come sempre sappiamo con i nostri ascoltatori che lei fa il comunicato tutti i giorni, però oggi vogliamo fare un comunicato un po' anomalo, nel senso che innanzitutto la ringraziamo per le notizie che ci dà puntualmente tutti i giorni e questo garantisce anche per noi cittadini di conoscere un po' di cose in più. Però abbiamo una serie di domande in funzione dell'ultimo DPCM che è stato appunto presentato dal Premier Conte. Innanzitutto come va la situazione a Taglio di Po? Ma la situazione a Taglio di Po, come vedete, insomma, è stazionaria, diciamo così, nel senso che attualmente i contagiati a coronavirus sono 3, tutti e 3 in fase di guarigione o già comunque trascorso il periodo, non hanno avuto grossi problemi, alcuni addirittura sono anche stati asintomatici e quindi insomma la situazione è positiva. La casa di riposo, dopo gli ulteriori test, sono circa 22 tamponi sono stati fatti agli ospiti e 20 agli operatori, sono risultati tutti quanti negativi e quindi insomma è una situazione che per il momento sta andando bene, stando i suoi risultati dal punto di vista sanitario, per carità, il cosiddetto lockdown. E quindi insomma stiamo comportando bene anche nel rispetto delle norme. Quando è stato riaperto il cimitero tutti quanti avevano le loro mascherine, i guanti o il gel igienizzante, quindi tutto procede insomma. Proviamo a fare un po' di domande che sono le domande più frequenti che noi cittadini vorremmo sapere. Innanzitutto le nuove direttive partono dal 3 maggio, quindi fino al 3 maggio valgono quelle precedenti, che non ci si può muovere, com'è la situazione? Per quanto riguarda l'ultimo decreto emanato da Conte, entrerà in vigore dal 4 maggio. Ovviamente fino al 4 maggio rimangono in vigore quelle che sono le regole che ci sono adesso praticamente, e la difficoltà che un po' riscontriamo è riuscire ad incastrare le normative previste nei decreti, quindi con le normative previste dall'ordinanza della Regione. Cioè si sconta come amministratori questo scontro tra istituzioni che crea delle volte delle problematiche interpretative non da poco. Ecco, per quanto riguarda le normative in vigore, rimangono ancora, dopo dal 4 maggio ci sono appunto queste nuove, come anche ci aspettiamo questa settimana ci sono ulteriori ordinanze della Regione Veneto che andranno a normare altre fattispecie, insomma. Ecco, comincio a fare un po' di domande. Sì. Allora, la prima, copiando anche da qualche domanda trovata sul web, si può fare attività fisica fuori casa? Sì, adesso in base a quella che è sia l'ordinanza della Regione Veneto che anche il DPCM è previsto a fare l'attività fisica fuori casa. Rimane ancora in vigore il discorso della prossimità per quanto riguarda il DPCM, però l'ordinanza regionale, che insomma ha in questo momento validità in quanto è già operativa, prevede consentito lo spostamento individuale per attività motorie e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l'obbligo di rispetto della distanza di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherine, guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante. Quindi tecnicamente se una persona vuole andare a fare un giro in bicicletta nel territorio del comune lo può fare. Per esempio noi Taglio di Po a Portovino non può. No, cioè se uno vuole andare a fare un giro in bici da Taglio di Po andare a San Rocco, tecnicamente sì, ma non può attraversare il ponte e andare a Portovino, o non può andare a Ariano. La stessa cosa se si può andare a pescare, sì, sempre nel territorio... Sì, sempre nel territorio comunale. L'unico scrupolo che avevamo chiarito era la tipologia, ad esempio, di dove, in quali specchi acqui si può pescare, però non c'è una specificazione, quindi per noi tutti, dal fosso al canale al fiume Po, ecco, sempre all'interno del comune. Una delle domande più frequenti è: si può andare a trovare un parente? E se si può andare a trovare un parente nell'ambito regionale e se si può andare a trovare un parente nella vicina Mesola che è in Emilia Romagna. Allora, anche nell'ultimo DPCM pubblicato che andrà in vigore dal 4 di maggio, gli spostamenti sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Quindi di fondo l'ossatura principale che ti puoi muovere solo per reali necessità rimane. Cosa succede? Succede che si introduce una novità che ti dice che gli spostamenti
per incontrare i congiunti sono considerati necessari. Però non è che tu possa andare a casa a trovare dei tuoi genitori così liberamente, purché venga rispettato il divieto di assembramento, quindi non potete fare ovviamente un pranzo la domenica pomeriggio in 30 parenti, e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, e vengono utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Quindi se anche io vado a trovare i congiunti, i parenti, devo comunque adottare le precauzioni previste, quindi il distanziamento di 1 metro, il distanziamento sociale, e indossare la mascherina o altri dispositivi atti alle protezioni. E dopo, però, sempre nello stesso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, ovviamente se uno deve andare a lavorare, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Se devo andare a fare una visita fuori regione, è logico che la devo andare a fare, non è che posso fare diversamente. Ecco, arriviamo ai bar, gelatai, eccetera. È venuta fuori la polemica di domenica scorsa a Rovigo, che c'era una gelateria aperta e la gente passava. Allora, si può prendere il gelato, si può prendere il caffè, con che condizioni? Allora, come è specificato anche chiaramente dalla Regione Veneto, la libertà maggiore che è stata data ai bar, quindi le aperture per poter fare anche l'asporto, è legato al fatto che, siccome ripartono tanti uffici, ripartono i cantieri, queste persone hanno necessità di reperire del cibo, sia per le colazioni che per quanto riguarda il pranzo o eventualmente la cena. Allora, è possibile fare la prenotazione del cibo tramite il web o tramite il telefono, è possibile anche ritirarlo in loco, oltre alla consegna a domicilio, però non è possibile consumarlo girando. Praticamente non posso fermare, prendermi un panino, prendermi una brioche, prendere un gelato e poi sedermi su una panchina in piazza a mangiare il gelato. Devo prendere il gelato, mi reco sul mio luogo di lavoro, sono un lavoratore, esco dall'ufficio, vado a prendermi il panino, ritorno in ufficio e mi mangio il panino in ufficio. Quindi gelato da passeggio no? No, ma qualsiasi cosa non esiste da passeggio, che sia il panino, che sia la bibita, che sia, a meno che uno non stia facendo attività fisica, è una bottiglietta d'acqua, quello è un altro paio di maniche, però non è consentito, insomma. Ecco, posso solo andare a prendermi quello che ho ordinato, portarlo a casa o in ufficio e mangiarlo, insomma, in un luogo riservato, mio personale. Ecco, cimiteri, si può andare al cimitero e si possono fare le funzioni religiose dei funerali? Ma allora, fino al 3 di maggio si può solo accedere al cimitero con le disposizioni. Adesso noi abbiamo pubblicato gli orari, le ore di apertura sono sempre quelle. Per accedere bisogna avere la mascherina, bisogna avere i guanti oppure un gel igienizzante, quindi le norme ci siamo sempre date. È possibile accedere al cimitero per fare la pulizia delle tombe dei congiunti, per portare un saluto, per cambiare i fiori. Non è possibile al cimitero fermarsi a parlare con le altre persone, quindi fare dei capannelli, degli assembramenti. Per quanto riguarda le cerimonie funebri, non sono ancora ammesse. Saranno ammesse dal 4 con delle modalità particolari che sono scritte sempre qua nel decreto, che praticamente dice che la funzione è da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezione delle vie respiratorie, rispettando rigorosamente distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro, okay? Con l'esclusiva partecipazione di congiunte comunque fino a un massimo di 15 persone. Ovviamente sono norme non semplici da applicare, perché comunque dove lo facciamo, il funerale lo facciamo al cimitero, lo facciamo davanti al cimitero, se piove, se non piove. Quindi questa qua ad esempio è una norma che avrà sicuramente necessità di una specifica maggiore per riuscire ad essere applicata, perché altrimenti avremo vero che l'Italia è il paese dei 8.000 campanili, però almeno su queste norme bisogna essere un po' più chiari. Però resta il fatto che fino al 4 non è possibile fare questo tipo di attività, insomma. Ecco, una delle cose che più ci richiedono, casa vacanza. Uno c'ha una casa nei lidi vicini, poi magari chiediamo anche sui lidi ferraresi, che sarà un ulteriore distinguo, però uno ha la casa vacanza, cosa può fare? Da quello che riporta la
l'ordinanza della Regione Veneto è possibile praticamente fare manutenzione. Guardate che lo trovo un attimo, scusate. È consentito per i residenti in regione, quindi chi risiede in Regione Veneto, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere seconde case proprietà o imbarcazioni e i velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Io abito a Terra di Po, ho la casa a Rosina Mare, ho la casa al Barella, ho la casa sul lago di Garda, ho la casa a Belluno, parto da Terra di Po, vado a Belluno, sistemo quello che devo sistemare e ritorno a casa. Non vado a Belluno, dormo là e poi ritorno a casa. Stesso vale per il Barella, quindi considerata solo manutenzione. È solo in Veneto. È solo in Veneto. Ho la barca da Diporto ormeggiata in porto a Scardovaria, Baricata, a Pila o a Gorino, Veneto, Bacucco. Vado là, faccio le manutenzioni alla barca, faccio le manutenzioni anche al velivolo, quindi ho un aereo, vado a fare le manutenzioni, ma anche parto, accendo l'aereo, accendo la barca, vado a fare un giro. Solo la manutenzione vale anche per la casa, per la seconda casa. Se l'ho fuori regione non posso andare. Allora, per finire, si può adoperare come pista ciclabile per passeggio l'argine del Po? Sì, espressamente tra una delle FAQ previste, quindi le domande della regione, è espressamente rientrata la possibilità di utilizzare le piste ciclabili e quindi anche le sommità arginali che sono piste ciclabili. Sappiamo che ad esempio la sommità arginale che è dall'Ecocentro, per capirsi un po' più in là, arriva fino all'Eurovo, e quelli entra dentro al traffico di suo, quelli che arriva al Ponte Molo. Quindi quelli che sono a sommità arginali è possibile utilizzarle. Una differenziazione che ci sarà ad esempio per quanto riguarda i parchi gioco, il decreto prevede che dal 4 di maggio siano aperti l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera D, nonché la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Quindi se io devo accedere devo avere la mascherina, la copertura, i guanti e la distanza interpersonale, ok? Vietando ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati. Però mi dice anche che il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specificate aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti rispetto a quanto previsto durante l'età. Quindi se un sindaco vede che quel parco non si riesce a limitare l'ingresso e che si formano assembramenti di centinaia di persone, è autorizzato a chiuderlo. E nello stesso tempo però mi dice che le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse. Quindi ad esempio noi qua a Terra di Po abbiamo dei 2 parchi con aree attrezzate per i bambini, le aree attrezzate per i bambini dove si svolge solitamente il gioco non è consentito, quindi quelle lì sono chiuse per decreto, a prescindere. Anche questa qua è tutta una serie di chiusure che dovremmo comunque fare a partire dal 4 maggio. Ecco, ma poi saranno presidiati da vigili o da quant'altro? Il presidio nei limiti in cui riusciamo a assicurarlo, sì, ovviamente non posso prevedere di avere i volontari della protezione civile giorno e notte là a presidiare, anche perché comunque lo dice il termine stesso, sono volontari, comunque lavorano. Comunque spesso è successo che durante le loro attività di controllo qualche persona molto intelligente, devo dire, si permette di insultarli o offenderli perché si sente limitato nella libertà, quindi controlleremo con quella che è la polizia locale, anche con la collaborazione dei carabinieri, della polizia di Stato e tutti gli organi di controllo del territorio che c'è ancora. E il mercato del essendo il 1 maggio venerdì questa settimana, ovviamente il mercato non si può tenere perché da disposizioni regionali sono chiuse le attività commerciali. Ecco, questa era un'altra. Perfetto, Sindaco, io la ringrazio, grazie anche della disponibilità, grazie di tutte le informazioni che ci dà e complimenti a lei, a tutto il suo staff, alla protezione civile, ai vigili e quant'altro, a tutte le persone che in questo momento stanno affrontando questo periodo decisamente impegnativo. Ok, grazie a te Leandro, grazie a tutti voi che ci seguite. Se delle volte le nostre risposte come sindaci non vi convincono, possono essere 2 ordini di ragioni. Uno è perché magari vorreste una risposta più incline alla domanda che avete fatto, ma questo non è possibile e quindi anche noi ci troviamo ad applicare delle norme.
Seconda cosa è per quello che vi dicevo prima, le norme delle volte sono talmente tanto complesse e si accavallano talmente tanto che neanche chi le ha scritte delle volte riesce a interpretare correttamente quello che voleva dire. Quindi figuratevi un operatore che controlla sul territorio o un sindaco, delle volte se ci mettiamo del tempo per darvi una risposta è proprio perché ci vuole del tempo per riuscire a capire quello che è stato scritto. Quindi anche qua lo so che voi dite ma dovete essere il vostro lavoro, però delle volte è anche per questo che ci attardiamo nelle risposte. Grazie Sindaco. Grazie a tutti.